Buongiorno, bentornati con l'appuntamento con diretti approfondimenti dal territorio. A voi la linea. Sono state presentate le 3 tappe friulane del Giro d'Italia in partenza sabato e in arrivo nella nostra regione il 22 maggio. Ci colleghiamo subito con Francesca Spangaro che l'ha seguita per noi da Gorizia. A te la linea, Francesca. Sì, eccoci da Gorizia dove si è conclusa la presentazione della 3 giorni del Giro d'Italia. Insomma, da oggi possiamo aprire agli eventi anche collaterali che saranno organizzati con questo giro che porta tanto davvero del Friuli Venezia Giulia, Enzo. Sì, è un giro pensato in questo modo proprio perché praticamente eccetto la parte triestina c'è tutto il Friuli Venezia Giulia. Trieste ha già avuto la sua parte. Anche perché io volevo compensare, non dico una dimenticanza, ma una trascuratezza sull'Isontino e volevo che la tappa dell'Isontino fosse penge, dicendola in friulana, cioè densa di significati. Qui abbiamo, a parte lo Zoncolan che è là dove mi porta il cuore, questa tappa di Gorizia è una tappa sia tecnicamente che umanamente molto significativa. La presenza di oggi lo sta a testimoniare e questo mi fa molto piacere perché evidentemente si lavora, si fa molta fatica, però poi i risultati ti fanno dimenticare che non hai dormito qualche notte, insomma, ecco. Enzo, tra gli eventi collaterali ci saremo anche noi di Telefriuli con 2 serate importanti. Siete una parte fondamentale. Io di questo vi sono molto grati e perché voi diffonderete in diretta la serata sia di Gorizia del 10 di maggio che quella di Tolmezzo il 21 maggio e quindi mi fa molto piacere, vi ringrazio perché ci tengo. Ringraziamo noi, te come Presidente del Comitato Locale Tappa, per questi 2 eventi che appunto omaggeranno il calcio goriziano, riassumendo, e le imprese di Gilberto Simoni sullo Zoncolan. Quindi insomma saranno anche emotivamente molto belle da seguire, ma sono solo una parte di quello che vivremo poi appunto anche in diretta. Ci sono poi temi operativi e c'è quello del pubblico, degli spettatori su tutti. Hai dato una data, insomma 2 giorni nei quali si potrà saperne di più perché non è ancora il momento di prendere decisioni in tal senso. Sì, hai fatto bene a precisare con questa domanda, a cui rispondo subito dicendo che al momento l'incertezza è sovrana, ma perché dipende anche da che colore avremo in un certo periodo. Per cui il 14 di maggio sarà una data in cui dovremo dare una decisione, una segnalazione importante e capire quanti potranno essere gli spettatori, non solo sullo Zoncolan, che è la parte più difficile, ma anche alle partenze di Sacile, alla partenza di Grado e poi all'arrivo di Gorizia. Ci tengo a dire che il mio pensiero è che bisogna passare attraverso un contingentamento serio rapportato a quelle che sono le situazioni. Questo per me è importante. È chiaro che mi piange il cuore non avere l'affollamento previsto sullo Zoncolan o dalle altre parti, però di necessità si fa purtroppo virtù e io penso che all'aspetto sanitario si debba giustamente dare prevalenza. Chiudo con lo Zoncolan, il muro di neve sta, insomma, come procede l'abbattimento del muro di neve? Hai detto costi quel che costi, ma stanno lavorando molto, insomma. Ma bisogna andare avanti, bisogna andare su e giù, la mia macchina ormai, ma non solo da adesso, conosce bene la strada, bisogna andare a seguire, collaborare, io ho dei collaboratori straordinari. A che punto siamo percentualmente? Molto meglio del previsto. Molto meglio del previsto e diciamo che abbiamo dei problemi per i parcheggi, soprattutto per le ammiraglie in cima perché la neve è molto alta ancora, ma diciamo che hanno lavorato seriamente. Soprattutto spero che il tempo tenga e si riesca a completare l'asfaltatura che sia da Sutrio porta fino all'Hotel Moro, sia in parte dall'Hotel Moro poi fino a cima a Monte Zoncolan. Grazie allora Enzo Cainero e noi vi restituiamo la linea. Grazie a te Francesca e alla presentazione delle 3 tappe friulane del Giro c'era anche il Presidente della Regione Massimiliano Federica, sentiamo le sue parole.
Presidente Federica, c'è anche un pezzettino scelto da lei, anzi un pezzo importante scelto da lei in questa 3 giorni del Giro in Friuli Venezia Giulia. No, io ci tenevo ovviamente che tutto il territorio di Friuli Venezia Giulia potesse essere promosso attraverso un evento di carattere internazionale qual è il Giro d'Italia, quindi oltre alla nostra magnifica montagna che ormai è un protagonista fisso del Giro d'Italia, e penso allo Zoncolan che ormai ha una fama internazionale, ho voluto far inserire anche per esempio Grado e la laguna di Grado. Penso che le specificità di quel territorio e la bellezza di quel territorio, se lo facciamo conoscere ancora di più a livello internazionale, già molto conosciuto, non c'è dubbio, possiamo far vedere qualcosa che noi diamo per scontato, ma che gran parte del mondo nemmeno si aspetta. E poi con l'occasione di Gorizia e Nova Gorica, capitale della cultura, anche la tappa che sconfina nel tragitto in Slovenia rappresenta un simbolo importante non soltanto per il Friuli Venezia Giulia, ma penso per tutta Europa. Ci sono tanti messaggi, appunto. Fu un messaggio ad ottobre di ripartenza, poi di nuovo fermata, ancora di più in questo momento. Lei l'ha detto, non essersi arresi in un periodo così difficile per un'organizzazione così imponente è un messaggio che insomma bisogna andare avanti. Sì, io spero che veramente questa volta si possa andare verso una stagione che non preveda più le chiusure, ma verso sempre maggiori aperture, verso sempre più ritorno alla normalità. Ed è una sfida che ci vede impegnati tutti, come sia governo regionale che come governo nazionale, ed è fondamentale riuscire a farlo, sicuramente con responsabilità, ma anche con la consapevolezza che è da più di un anno che certe attività economiche sono totalmente chiuse e non ce la fanno più a resistere. Un'ultima cosa, riaperture e vaccini. Lei si era lamentato, aveva detto, insomma, aveva invitato a un'adesione alla campagna vaccinale che è un po' in rallentamento, è così? Non perché manchino dosi, e quindi a questo punto aprirla sotto i 60 anni è possibile? Stiamo ipotizzando proprio questo, di aprirla, però bisogna lanciare un messaggio chiaro e dire che fra qualche settimana io credo che cadrà qualsiasi barriera d'età, cioè gli over 30 tutti potranno vaccinarsi. Significa che chi oggi ha una corsia preferenziale per le tempistiche non ce l'avrà più. Quindi se uno perde l'occasione oggi rischia magari dopo di dover aspettare settimane e settimane, perché ovviamente ci saranno tantissime prenotazioni e quindi i tempi non saranno più rapidi come oggi. Per quello dico, non è soltanto un interesse di tutti, è anche un interesse del singolo prenotarsi presto, perché oggi c'è l'occasione di avere in pochissimi giorni lo spazio per potersi vaccinare, altrimenti ci rischia di aspettare molto, e soprattutto quello che sta facendo l'Europa con il pass vaccinale, dopo magari uno dice no, perché non l'ho fatto prima quando potevo avere il pass vaccinale e avere più libertà di movimento anche a livello internazionale. Grazie a Francesca. Questa mattina la Finanziaria, Friulia e Civibanca hanno sottoscritto in Regione a Udine la convenzione Super Bonus Casa Tua Friuli Venezia Giulia, che grazie all'istituzione di un plafond di 8 milioni di euro per l'erogazione di finanziamenti fino a 300.000 euro a tasso promozionale sostiene gli artigiani e le microimprese del settore edile, che a loro volta possono offrire così ai propri clienti le opportunità previste dal Super Bonus 110% e delle altre agevolazioni in materia di ristrutturazione edilizia. Sentiamo. Si aprono nuove prospettive per quanto riguarda il bonus casa, quindi si tende a facilitare la possibilità di accedere appunto a questo bonus casa e anche di mettere le aziende nella condizione di poter lavorare, aprendo anche alle aziende di dimensioni più piccole, che al momento sono forse le più penalizzate, no? da questo punto di vista. Sì, questo è vero. Diciamo che c'erano due settori che creavano difficoltà, quello amministrativo burocratico e poi quello finanziario. Quello amministrativo burocratico abbiamo fatto, non più tardi della settimana scorsa, una serie di norme, io le ho presentate prima in giunta e poi in consiglio, che sono state approvate, che vanno nella direzione della semplificazione dal punto di vista appunto burocratico. Ed è una semplificazione non banale, perché dal territorio ci arrivavano segnali di difficoltà da parte sia dei tecnici privati, quindi dei professionisti, ma anche dei tecnici comunali, per poter portare a buon fine la pratica del 110 famoso, del bonus 110. Noi pensiamo, con quanto è stato approvato, di dare assolutamente una risposta al territorio, e adesso con l'accordo di oggi tra Civibank e Friulia si dà anche una risposta finanziaria fondamentale per partire con i lavori, non solo per avere lo sconto in fattura, ma proprio per le aziende, in questo caso medie, forse anche piccole, per cominciare i lavori, quindi avere un'anticipazione sui lavori, quindi sul costo delle materie prime, sulla fornitura, e quindi si chiude un cerchio che aveva qualche difficoltà prima di essere appunto completato.
Ecco, perché proprio una delle problematiche era quella della carenza di liquidi per acquistare le materie prime che servono per poi portare a termine, per poter cominciare un cantiere. Ormai questa era una delle problematiche, diciamo quella burocratica aveva la sua difficoltà iniziale, tempi relativamente lunghi. Poi c'era l'impresa che doveva acquistare materiale, che tra l'altro poi in questo periodo è anche aumentato di costi non indifferentemente, legno e ferro, materiali che dovevano essere pagati in anticipo per poter iniziare i lavori e quindi avere una certa liquidità in casa da parte delle piccole e medie imprese, che non sempre era così scontata, e quindi con questo accordo si dà avvio a quello che è il procedimento poi finale che serve per arrivare al risultato. È una novità per quanto riguarda appunto Friuli, il fatto di scendere in campo in questo modo a favore di piccole imprese. Sì, l'abbiamo già fatto con i Liquidity Facility, siamo arrivati a 300 imprese con finanziamenti medi di 24.000 euro, stiamo partendo con il microcredito, quindi per aziende piccolissime con importi anche di 5-10.000 euro, stiamo chiudendo il multi-loan sul turismo con investimenti sul settore del turismo fino a 1 milione di euro, ma anche qui partendo dai 100.000 euro, stiamo scendendo molto nel tessuto produttivo delle piccole e piccolissime aziende. Questo è un mandato forte che ci ha dato il Presidente della Regione, che noi ben volentieri abbiamo colto e abbiamo strutturato in questi 2 anni. Ovviamente tenendo conto anche dello sviluppo delle grandi imprese di filiera che all'interno di determinate filiere del mobile, della meccanica, poi danno anche lavoro a tutte quelle aziende subfornitrici. Quindi cerchiamo di curare tutte le dimensioni aziendali, tutti i settori, affinché la ripresa sia veloce in questo territorio. Come vi siete praticamente organizzati con Friulia? Sì, abbiamo voluto affrontare un tema che è quello della casa, che per gli italiani, ma soprattutto per i friulani, è un tema focale. Tutti abbiamo voluto sempre avere la nostra casa, tenerla al meglio, e devo dire che in questo momento di pandemia questo interesse, visto anche da un lato la diminuzione dei consumi in generale, dall'altro il fatto che tutti quanti abbiamo assaporato cosa vuol dire stare in casa, lavorare in casa, e il concetto della casa e l'amore per la casa si è ancora più accentuato. Quindi il tema, che poi è un tema di grandissima attualità, del bonus 110, sisma bonus, eco bonus, tutto ciò che in qualche maniera aiuta da un lato a rendere la casa più gradevole, dall'altro a renderla più sostenibile anche dal punto di vista dell'impatto ambientale, è un tema che noi abbiamo voluto affrontare dal punto di vista del sostegno finanziario, per cui certamente ci siamo strutturati ad acquistare credito d'imposta, così come tutte le grandi banche, e dall'altro lato abbiamo incontrato, diciamo, questo interesse anche di Friulia di individuare il settore casa come un settore principe della nostra economia, e quindi abbiamo unito gli sforzi e abbiamo deciso di finanziare a monte quella che è la situazione delle imprese di costruzione della nostra regione, che sono molto spesso piccole di dimensioni e che quindi, diciamo, per poter garantire al cliente finale di usufruire del bonus devono essere in qualche maniera accompagnate per poter finanziare tutta la filiera produttiva. Ci troviamo di fronte ad una situazione come un po' Giano bifronte, perché c'è sicuramente una grande liquidità che viene immessa nei conti correnti, quello che manca è il traino tra questa liquidità e gli investimenti produttivi, perché si tratta prevalentemente di un risparmio che persone, famiglie e imprese hanno fatto perché c'è una situazione di incertezza per cui non vengono fatti investimenti, le famiglie consumano di meno e questo si traduce in un maggiore risparmio. Quello che ha fatto Civibank ulteriormente con queste misure di recente attuazione, una, quella di oggi, la convenzione con Friulia, che serve per dare fiducia al mercato, per dare fiducia agli operatori e rimettere in moto una filiera molto importante, molto trainante, qual è la filiera dell'edilizia e delle costruzioni, e dall'altro attraverso la destinazione di un plafond a tasso agevolato perché le famiglie e le persone possano acquistare la prima casa o ristrutturarla. Grazie a Isabella Gregorato e ai suoi ospiti, qualche istante di pubblicità e torniamo subito con voi.
Rieccoci con la seconda parte di A voi la linea, bentornati. È in corso in terza commissione consiliare l'audizione del dottor Alberto Peratoner dell'associazione Eroi EMAC sull'emergenza Covid. Peratoner è l'autore della dura lettera nella quale, come rappresentante degli anestesisti, denunciava la situazione critica delle terapie intensive in Friuli Venezia Giulia. Sta seguendo per noi l'audizione il collega Andrea Pierini, con il quale ci colleghiamo in diretta per un aggiornamento. Buongiorno ai telespettatori di Telefriuli. Sì, sta proseguendo l'audizione Fiume in Consiglio regionale di Alberto Peratoner alla guida del sindacato Eroi EMAC, praticamente gli anestesisti, che aveva inviato alcune lettere nelle settimane scorse per denunciare delle criticità importanti. Peratoner ha spiegato che noi portiamo problemi non numeri, perché uno dei temi più discussi era quello dei posti letto, ovvero 175 posti letto dedicati alle terapie intensive, un dato che Peratoner aveva contestato nella sua lettera, ma proprio lo stesso dottore ha specificato come in quel documento in realtà ci fossero diverse tematiche altrettanto gravi, come ad esempio il fallimento totale della sanità territoriale, in particolare in Friuli e in alcune zone dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, dove ci sono state delle carenze fortissime, come ad esempio è mancato il filtro sul territorio, quindi con un intasamento dei pronto soccorso. Ha parlato poi delle terapie intensive, delle sale operatorie. Solamente in quei reparti avrebbero dovuto lavorare i medici specialistici, in realtà sono stati dirottati anche su altre strutture. A replicare poi è stato fatto il punto ovviamente sui posti letto, partendo dalla contestazione dei 28 posti definiti di terapia intensiva agli ospedali di Palmanova, Latisana, San Daniele e Tolmezzo, complessivamente 28, che in realtà non avrebbero gli standard per essere considerati tali. A rispondere a Peratoner sono stati i direttori dei dipartimenti di emergenza, quindi il dottor Pellis, che ha quello per quanto riguarda l'azienda di Pordenone, ha fatto un discorso un po' più filosofico, in quanto la sua era un'azienda un po' al di fuori da queste critiche, mentre il dottor Lucangelo di Asugi ha dato numeri e dettagli presentando le differenze fra la prima e la seconda ondata e spiegando anche quelli che erano i ricoveri nel dettaglio. Invece il dottor De Monte, che appunto è il dirigente per quanto riguarda le terapie intensive di Udine, ha parlato di una lettera gravissima che ha gettato discredito su tutti i professionisti, mettendo a rischio l'attività del personale. Questo è quanto sta succedendo in questo momento. In questo momento stanno parlando i consiglieri regionali, ovviamente tutti gli aggiornamenti nel TG di questa sera. Grazie allora ad Andrea Pierini da Trieste per questo aggiornamento. Dovremmo essere adesso in collegamento da Udine, dove Isabella Gregorato sta seguendo i lavori della giunta municipale, in attesa di questo collegamento con il supporto tecnico di Fabio Di Bernardo. Vi ricordo che questa mattina sono stati inaugurati, proprio a proposito dell'emergenza Covid di cui si parlava prima con appunto Andrea Pierini, sono stati inaugurati 2 nuovi hub vaccinali. E vediamo se siamo pronti per il collegamento con Isabella Gregorato. Ecco, Isabella, a te la linea. Grazie Paola, noi siamo pronti, sono con l'assessore Giulia Manzan per parlare di un aspetto, ossia impariamo dalla storia. Impariamo dalla storia per quanto riguarda lo sviluppo attraverso i contratti di fiume, perché oggi è una data importante, ricorre un importante avvenimento della storia. Sì, esattamente, oggi sono 850 anni dalla firma del diploma del patriarca di Aquileia, Ulrico II, un documento importante che tratta dei corsi d'acqua artificiali, e proprio di corsi d'acqua si parla col contratto di fiume, in particolare l'amministrazione comunale di Udine
assieme all'amministrazione di Pradamano, il consorzio, la regione e gli amici del Roiello sta portando avanti il contratto di fiume per il torrente Roiello di Pradamano. Pertanto si andrà anche ad approvare il documento propedeutico poi alla stipula del contratto vero e proprio. Oggi si andrà ad approvare il documento strategico che individua gli obiettivi a medio e lungo termine che dovranno essere messi in campo da tutti questi soggetti e anche dai portatori di interesse grazie alla loro collaborazione per portare avanti questi corsi d'acqua che hanno una storia, appunto come dicevamo all'inizio, molto importante e pertanto sono oggetto di interessamento da parte di tante associazioni, tante realtà del territorio. Ecco, quindi uno sviluppo per tutta l'area. Beh, certo, per tutti i comuni e l'area interessata, sicuramente. Bene, ringraziamo l'assessore Giulia Manzan e chiamiamo l'assessore Franz perché oggi sono stati messi i ferri in acqua per quanto riguarda Friuli Doc. Quindi si ripropone Friuli Doc dal 9 settembre al 12 settembre. Sì, il bel tempo, l'allungamento delle giornate, anche il miglioramento della situazione per quanto riguarda il Covid ci fanno guardare con ottimismo anche la programmazione dei prossimi eventi autunnali. L'evento principe del Comune di Udine è Friuli Doc, che si svolgerà anche quest'anno dal 9 al 12 di settembre e interesserà le vie e le piazze più importanti della città, quindi il piazzale del Castello di Udine, Piazza Libertà, Piazza Duomo, Piazza Venerio, Largo Ospedale Vecchio, Piazza 20 Settembre e i borghi storici come Borgo Gemona e il tratto iniziale di Borgo Aquileia. E quindi io penso che anche quest'anno, con un coinvolgimento anche dell'altra grande manifestazione Udine sotto le stelle, perché si integreranno le due manifestazioni dove invece saranno protagonisti i bar, i ristoranti, le attività artigianali del Comune di Udine, ci sarà un evento che potrà dare soddisfazione non solo agli operatori ma anche ai tanti visitatori e turisti che ci auguriamo tornino a vedere la bellezza della città di Udine. Ecco, e tra l'altro Udine si sta preparando anche per Antiqua, per riprendere questa manifestazione in piazza Primo Maggio con antiquari o chi vende, chi propone praticamente una sorta di scambio anche di oggetti. Sì, è un'altra manifestazione ormai consolidata, anche quest'anno verrà riproposta in piazza Primo Maggio la terza domenica di ogni mese, a partire dal mese di giugno andrà avanti fino al mese di dicembre, vedrà protagonisti tanti antiquari ma anche tanti che saranno interessati alle cose usate, quindi è un motivo di curiosità e di interesse per tanti visitatori oltre che per gli operatori. Ecco, io direi di chiudere questo collegamento, grazie all'assessore Franz, con il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Cominciamo da che cosa? Dall'acquisizione di questa via del tirassegno. Voi oggi avete approvato, cioè la delibera, ora la decisione spetta al Consiglio Comunale. Sì, si tratta di una strada che collega Viale Firenze con via Cormorbasso e via del Tirassegno, è proprietà del Demanio. E abbiamo interloquito con questo ente e sono disponibili a vendercelo, a cederlo. La cifra è abbastanza contenuta, si parla di 31.000 euro, questo è il costo, quindi la sistemiamo, adesso è stata asfaltata a nostre spese, ma diventeremo proprietari e soprattutto realizzeremo anche dei marciapiedi per dare sicurezza ai pedoni. Ecco, però lo scopo è quello di creare un ulteriore tratto di praticamente di contatto fra la città e il Parco del Cormor. Sì, il Parco del Cormor, ma anche la zona che è densamente abitata, siamo in una zona vicino al cimitero certamente, però ripeto, una via molto frequentata sia dalle macchine che dalle biciclette che dai pedoni, ecco perché dobbiamo acquisirla e soprattutto sistemarla. Ecco, direi di chiudere parlando dell'incremento, dell'aumento di personale all'interno di Palazzo Daronco. Ci saranno prossimamente dei contratti a tempo determinato, però anche dei contratti dei contratti a tempo indeterminato. Sì, noi quest'anno assumeremo circa più di 80 persone. Gran parte sono persone che sostituiscono chi è andato in pensione, ma ci sono delle emergenze che stiamo affrontando, ad esempio quello che riguardano l'edilizia, c'è una forte richiesta dei cittadini che vogliono beneficiare di questo famoso 110% e quindi c'è necessità di mettere a loro disposizione l'archivio delle pratiche edilizie che sono continuamente richieste per la consultazione, quindi aumenteremo personale in questo settore, nell'anagrafe,
anche lì ci sono forti richieste per le carte d'identità e tutte le documentazioni, e poi anche per quanto riguarda gli operai per il verde pubblico, gli operai che gestiscono le onoranze funebri, sono tutte figure che aumenteranno in questo 2021. Bene, ringraziamo il sindaco di Udine Pietro Fontanini, appunto con questo intervento chiudiamo il collegamento da Palazzo Daronco. A voi la linea. Grazie Isabella, grazie ai tuoi ospiti e si chiude qui la seconda parte di A voi la linea, l'informazione in diretta torna su Telefriuli con il TG delle 16:30, un buon pomeriggio.